Diminuiscono i contagi rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore 264 nuovi positivi, 4 nuovi decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 132. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un'indagine sul mancato tracciamento dei pazienti positivi al Covid da parte dell'azienda sanitaria provinciale. L'istituzione della zona rossa scatena le polemiche in Calabria. Per il professor Raffaele Bruno Cosentino, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, lo Stato ha voluto proteggere i cittadini. Numerose le manifestazioni di cittadini in tutta la Calabria. Non dobbiamo pagare noi le responsabilità di chi ha distrutto la nostra sanità. Molti negozi aperti ma poca gente in giro, i cittadini non si fidano, i negozianti delusi e preoccupati, non siamo tutelati. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura gli aggiornamenti sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Meno positivi rispetto a ieri, oggi sono 264 ma sono stati effettuati meno tamponi. In calo rispetto a ieri il numero dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore registrati 264 nuovi positivi a fronte di 2.861 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus in totale sono 6.714, quelle negative 282.493. Il Regino è l'area dove si registrano più contagi. I casi confermati oggi infatti sono così suddivisi: a Cosenza 39, Catanzaro 34, Crotone 60, Vibo Valentia 9, Reggio Calabria 122. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, 15, mentre sono 212 i degenti in reparto. E aumentano i decessi, 4 nelle ultime 24 ore. Intanto la Procura di Reggio apre un fascicolo sul tracciamento dei positivi da parte dell'ASP, mentre il presidente facente funzione della Regione Spirlì chiede un confronto al governo. Sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Tra le nuove vittime della pandemia anche un ospite della casa per anziani di Spezzano Piccolo, trasferito nei giorni scorsi nella divisione Covid dell'ospedale di Rossano. Aveva 91 anni. Dall'inizio della pandemia sono 132 i decessi in Calabria e crescono i contagi. A Gioia Tauro sono 49 i casi in città, a Cassano 2 docenti positivi nella frazione Doria. A Reggio Calabria invece la Procura indaga sul tracciamento dei positivi da parte dell'ASP. Non solo ritardi sui tamponi, ma la lente dei magistrati è puntata anche sulla mancata assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare. Il fascicolo è stato aperto circa un mese fa dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gerardo Dominianni. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri pare che la situazione sia dovuta alla carenza di organico nelle unità di igiene e sanità pubblica dell'ASP. Medici e infermieri dovrebbero essere circa 60, ma in realtà sono solo 14 dipendenti nel Dipartimento Prevenzione dell'azienda guidata dai commissari prefettizi dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Intanto la chiusura della Calabria continua ad essere al centro del dibattito politico. Il presidente facente funzione Nino Spirlì chiede un confronto con il governo. Porterò nelle sedi opportune, dice, i documenti che attestano la verità dei fatti. Per Spirlì, se non è stato possibile assumere tutto il personale sanitario necessario, se non sono state utilizzate fino in fondo le risorse economiche disponibili per acquistare le apparecchiature e potenziare il sistema di monitoraggio, e anche e soprattutto perché i commissari straordinari delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria, nominati dal delegato del governo, non hanno svolto, sottolinea, il loro lavoro correttamente. Nel prossimo servizio il punto sui contagi. Quello registrato ieri è stato il balzo in avanti più consistente da quando è iniziata l'epidemia da Covid-19 in Calabria. 358 contagi in più rispetto al giorno precedente, record che ha stracciato il tetto toccato nei giorni scorsi. 4.244 i positivi sul territorio regionale, di cui 217 ricoverati nei reparti malattie infettive o in altri rimodulati e 11 intubati. Ben 185 nuovi casi positivi sono emersi nel territorio reggino, focolai ancora attivi nelle zone rosse inglobate da oggi nella più ampia area regionale. Un'altra vittima al GOM, 10 casi in più a Villa San Giovanni, dove le scuole resteranno chiuse fino a lunedì. Quello delle scuole è un tema molto caldo. Si lotta contro un nemico invisibile che sta chiudendo, una dopo l'altra, le aule degli istituti calabresi.
Nella nostra regione restano in presenza le lezioni delle scuole elementari e delle prime medie, ma in diversi comuni si è stati costretti a chiudere e sanificare. Ieri è toccato a Mendicino, 2 operatori scolastici positivi e scuole chiuse fino all'11 novembre. Istituti chiusi anche a Canna, Rocca Imperiale, Cassano. Bambini delle elementari contagiati nel focolaio di San Pietro Ammaida nell'Emetino, a Borgia, San Floro, Gimigliano, Tiriolo e Cropani, mentre il sindaco di Catanzaro chiede all'ASP maggiore celerità. Non mancano le incongruenze, familiari di soggetti in quarantena che continuano a frequentare i plessi, docenti che per i ritardi nella trasmissione dei risultati scoprono la propria positività mentre sono operativi. 85 nuovi casi nel Cosentino, altri 22 rilevati a Rose, il focolaio che conta già 85 contagiati, 14 positivi a Montalto, 10 a Luzzi, allarme tamponi a Cogliano Rossano, dove cominciano a scarseggiare, l'Usca rischia di fermarsi nella prossima settimana. Aumentano le vittime anche nel Catanzarese, deceduto un cittadino di Soveria Mannelli, risultato positivo. E terapie intensive in affanno proprio per l'aumento dei ricoveri. Nel prossimo servizio vediamo qual è la situazione al Policlinico Universitario di Catanzaro. Situazione difficile al Policlinico Universitario di Catanzaro, dove sono tutti occupati i posti in terapia intensiva. L'allarme lanciato dal professor Carlo Torti, direttore di malattie infettive del Mater Domini di Catanzaro. Tutti i posti letto in malattie infettive sono attualmente occupati. Ovviamente stiamo cercando di trasferire al domicilio o in altre strutture alcuni pazienti guariti, ma al momento la situazione è come ieri. Tutti i posti sono occupati. Il problema adesso è anche garantire assistenza a chi non è un ammalato Covid. Tutte le strutture infettivologiche al momento sono occupate da pazienti Covid, giocoforza, e perciò altri pazienti con diverse malattie infettive debbono trovare una diversa sistemazione, se possibile. Lo stesso chiaramente vale per gli altri pazienti con malattie diverse dalle malattie infettive, quindi è chiaro che lo sforzo dopo questa fase, diciamo, emergenziale, la nuova emergenza di oggi, dovrà essere risolta con una ristrutturazione degli ospedali che tenga conto delle due necessità. Intanto ancora irrisolto il problema dei tamponi, ritardi proprio accumulati per processare i test. 3.397 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Questo il numero riportato nel bollettino ufficiale della Regione Calabria. Elevato? Soddisfacente per le esigenze della popolazione della nostra regione? Di sicuro rispetto alla prima fase dell'epidemia, quando si processavano dai 600 ai 1.000 tamponi al giorno, si sono fatti passi avanti, soprattutto in provincia di Catanzaro, dove si processa a pieno regime nei laboratori del Mater Domini e Pugliese Ciaccio. Nonostante ciò, non si riesce a tenere testa alla velocità del contagio e alla necessità di tracciare con tempestività i contatti dei soggetti positivi. E soprattutto la provincia di Cosenza ad andare in affanno, vasta, popolosa e con un solo laboratorio in funzione che grazie all'ausilio di un nuovo macchinario ha comunque aumentato e velocizzato le operazioni. Da mesi si parla dell'attivazione di un nuovo laboratorio a Rossano, all'interno dell'ospedale Giannettasio, e qualche settimana fa vi abbiamo mostrato anche le immagini dei locali individuati nel nosocomio. Mancavano delle opere murarie per adeguare la struttura. Il commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, Bettelini, ha annunciato l'imminente entrata in funzione del laboratorio che processerà 300 tamponi al giorno, grazie al macchinario da 150.000 euro che sarà montato nei prossimi giorni. Una novità che permetterà anche alle USCA, coordinate dal direttore del Dipartimento Mario Marino, di avere risposte più rapide per il territorio. Siamo proprio lì per attivarlo. Credo che il 10 novembre dovrebbe essere già pronto. Io spero che il 10 novembre possa essere pronto, perché ci aiuterebbe veramente in maniera seria a processare i tamponi. Noi i tamponi in questo momento riusciamo a farli. Abbiamo delle squadre preparatissime, soprattutto molto tempestive. Il problema è la processazione e i tempi della processazione. Quindi avere più laboratori disponibili è il mio auspicio, perché avendo più laboratori non potremmo processare in tempi brevi tamponi che in questo momento servono proprio per fare quell'attività di mitigazione della diffusione del virus che è fondamentale. Il commissario Bettelini ha anche riferito che attualmente le USCA possono contare su 15 medici e 6 unità infermieristiche, reclutate sulla base di una prima manifestazione di interesse.
In una seconda manifestazione di interesse, ha detto ancora il commissario, hanno avanzato candidatura 150 medici che ovviamente dovranno essere selezionati. Altre 400 domande sono pervenute in seguito a un'altra manifestazione di interesse bandita per il reclutamento di infermieri scolastici a presidio delle scuole. Infine il commissario ha preannunciato l'avvio a breve, nella sede di Serraspiga, di una centrale di coordinamento territoriale con un funzionamento simile alla centrale operativa del 118, in grado di registrare tutte le chiamate in arrivo e di riorganizzare i servizi secondo le competenze di ciascun operatore. L'istituzione della zona rossa scatena le polemiche in Calabria, ma per il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, si tratta in sostanza di una misura necessaria. Sentiamo. Da oggi la Calabria è zona rossa, una decisione, quella del governo, che ha suscitato molte polemiche, reazioni, proteste, ma per il professor Bruno Cosentino, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, lo Stato ha voluto proteggere i cittadini. Ho pensato, lo so che questa mia affermazione sarà impopolare, che è una scelta giusta, e le motivazioni sono che la Calabria ha una fragilità sanitaria, e sicuramente non è una novità questo, questa la riprova il grande fenomeno di immigrazione sanitaria che ha la nostra regione. I posti in terapia intensiva attivi prima dell'emergenza erano 106, poi sono stati portati a 140 e negli ultimi giorni sono stati aumentati di qualcuno. I posti attivi sono 57 dedicati al Covid. Come giustamente avete detto prima e come ha sottolineato il professor Torti, persona che stimo tantissimo, il problema sono i numeri di posti letto. Il problema è che mancano all'appello 119 posti di terapia intensiva perché il governo aveva previsto di attivarne fino a 280. Allora, se le altre malattie devono essere curate e i numeri aumentano, va da sé che siamo veramente in una situazione molto rischiosa, per cui se questa misura riesce a flettere la curva del contagio, che ben venga. L'altra considerazione che mi viene da fare da Cosentino, non penso che ci voleva l'istituzione della zona rossa per scoprire i problemi della Calabria. I problemi della Calabria erano noti e immagino che tra coloro che hanno manifestato ci siano persone, sono le stesse persone che hanno votato per anni questa classe politica, quindi non ho capito, adesso si svegliano con la zona rossa. A me mi sembra questa invece che sia una tutela della salute pubblica. Poi, insomma, secondo me la salute viene prima di tutto e quindi questa secondo me è come dire, uno strumento che ancora una volta cercherà di salvare la Calabria e forse ci farà fare un Natale tranquillo. Il grande problema non è solo il numero assoluto, ma il grande problema è il numero di positivi sui tamponi effettuati. In Calabria in questo momento su 100 tamponi effettuali abbiamo 10 positivi, questa è la verità. Okay? E consideriamo che in Calabria facciamo un numero di tamponi non molto alto. Quindi secondo me questa è un'azione di buon senso. Primo giorno di zona rossa dunque in Calabria, molti i negozi aperti ma poca gente in giro. Ci troviamo tra le vie più trafficate di Cosenza e da poche ore è scattata la zona rossa. Il nuovo DPCM prevede la chiusura di alcune attività, ma altre possono rimanere aperte. Vediamo come la stanno vivendo i commercianti cosentini. Al momento questa mattina abbiamo avuto pochissimi clienti, quindi la situazione la stiamo vivendo veramente non bene. Diciamo che è tutto un controsenso. Nel momento in cui mi dici di venire a lavorare e poi magari ti consigli alla gente, perché è sempre consigliare alla gente di non andare nei negozi, diciamo che è tutto un bluff. Ieri non c'era nulla, oggi c'è il virus che circola di più, cioè non funziona così. Nel DPCM si legge, a differenza del primo lockdown, che i barbieri e i parrucchieri possono rimanere aperti e di fatto è così, anche se l'affluenza sembra non essere delle migliori. Proprio zero oggi, proprio pochissima gente, poco. Che senso ha rimanere aperti alcune attività per poi non lavorare? Me lo spiegate per cortesia voi che siete laureati e avete ruoli importanti in posti importanti? O rimaniamo chiusi
o si dà la possibilità di lavorare? Purtroppo, come ben vedete, niente. Giustamente, essendo zona rossa, non c'è frequenza, persone non gira, niente, acquisti pochissimi, ecco. Situazione tragica, molto tragica. Si sente sostenuta dal governo? Non mi sento tutelata perché non vedo nessuna prospettiva. Spirlì, per favore, fai una cosa seria, convoca i dirigenti di queste aziende e chiedi con forza una proroga di 30 giorni anche nei pagamenti di queste utenze, per favore. E nonostante la Calabria e il lockdown, registriamo un traffico notevole. Infatti, come potete vedere, ci sono molte macchine in doppia fila. A pagare lo sconto di questa zona rossa sono le attività commerciali. Così è un'agonia, è un'agonia. E vediamo com'è andato il primo giorno di lockdown a Crotone. Primo giorno di lockdown a Crotone, le forze dell'ordine controllano le autocertificazioni degli automobilisti per verificare se gli spostamenti rientrano nelle ipotesi stabilite dal nuovo DPCM del governo. Il traffico sulle strade è diminuito, così come le persone in centro, dove molti negozi hanno abbassato le saracinesche, ottemperando alle disposizioni governative. Qualche commerciante però ha deciso di aprire il proprio negozio contro i divieti, una protesta spontanea e silenziosa contro il decreto che dichiara la Calabria zona rossa. Bar e ristoranti, anche se organizzati per l'asporto, che non è vietato, hanno lasciato i tavolini in strada per accogliere i clienti, ma anche chi ha deciso di rimanere chiuso ha protestato, esponendo manifesti contro un DPCM incomprensibile e ribadendo di pagare colpe di chi ha gestito in questi anni la sanità calabrese. E numerose le manifestazioni di cittadini in tutta la Calabria. Iniziamo da Cosenza. Sulla base dei dati, quello che ci hanno fatto è stato un abuso di potere. Non c'era nessun motivo per chiudere. Siamo una regione che ci siamo comportati da marzo in modo esemplare. Ad agosto hanno mandato la gente in vacanza e noi l'abbiamo accolti. E adesso ci troviamo in questa situazione per colpa di chi? La sanità è commissariata, la colpa è loro. Dovevano curarci, non chiuderci. È partito dal salotto buono della città e poi il serpentone dei manifestanti si è snodato lungo il centro, tutti contro il DPCM di Conte, che ha dichiarato la Calabria zona rossa. La sanità in affanno dopo questa seconda ondata ha fatto salire l'indice RT a livello di regioni come Lombardia e Piemonte, che contano oltre 7.000 contagi al giorno i primi e oltre 3.000 i secondi. Da questa pandemia rischiamo di uscire con il funerale di questa terra. Questa terra era già martoriata prima dell'arrivo del Covid, oggi rischia di perdere completamente la sua dignità. La cosa che più ci fa male però è questa storia della sanità, è qualcosa che non doveva accadere, l'abbiamo denunciato tante volte, eppure la politica regionale ha fatto quello che ha voluto. Hanno finanziato i privati per portarla alla distruzione della sanità pubblica e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Sono arrivati 86 milioni per l'emergenza Covid. Il governo doveva vigilare, doveva imporre degli interventi sui trasporti pubblici e sulla sanità. Tutto ciò non è stato fatto, la responsabilità è di un'intera classe politica, a partire da quella comunale, passando per quella regionale fino ad arrivare a quella statale. Ed è il caso che diano le dimissioni. Slogan, striscioni, megafoni in mano e tutta la rabbia per quello che poteva essere fatto in campo sanitario, ed invece alle nostre latitudini si è rimasti immobili fino a questo ulteriore schiaffo nei confronti della Calabria. Basta privatizzare la nostra salute, basta giocare con la salute dei nostri figli, non se ne può più. Siamo stanchi di vederci usare come marionette. Io non ce l'ho con il governo Conte, sia ben chiaro, ce l'ho con il governo tecnico e quello scientifico. Se lo chiedono una famiglia come vive una volta che loro chiudono. C'era Iorle Sandelli, non eravamo qui in questa situazione. Spirlì, io lo spero che impugnerà il decreto e si farà rispettare, perché la nostra regione è stata sempre maltrattata, sempre. Non chiediamo l'elemosina perché la dignità non ha prezzo, ma chiediamo lavoro per i nostri figli. E proteste anche a Castrovillari. Stanno buttando giù un'economia già debole, noi giovani con le pezze al culo. Ci stanno rovinando! Anche a Castrovillari si è scesi in piazza per protestare contro il DPCM che ha relegato la Calabria a zona rossa. Anche se io sono una pensionata, difendo il diritto dei miei figli
che sono chiamati gli invisibili, quelli che non hanno dei contributi e il governo non ha dato mai niente a nessuno di questi. Una manifestazione per dire no alla chiusura delle partite IVA, per dire sì al lavoro di tutti quegli esercenti che non potranno aprire i loro locali e che rischiano a causa di questo secondo lockdown di chiudere definitivamente le loro attività. Ristoratori, negozianti, commercianti, potere popolo, venite qua con noi! Siamo stati prima costretti a mettere tutto in sicurezza, distanziamento, igienizzanti, pulizia, e dopo un po' hanno detto bravi, potete chiudere. Al commissario della sanità calabrese chiediamo un piano di interventi da qui ad un mese in cui ci garantisca almeno 30 posti di terapia intensiva. Dove li vuole prendere? Li facesse nel territorio calabrese. I posti di terapia intensiva annunciati a mezzo stampa come pronti in realtà sono ancora in cantiere. Le USCA, che da decreto governativo avrebbero dovuto occuparsi di assistenza domiciliare e trattamento per metà, sono rimaste su carta. Nonostante l'aumento dei contagi ci ha risparmiato. Ciò che non ci ha risparmiato è la mala sanità degli ultimi 20 anni. La Calabria commissariata da oltre un decennio, i tagli ai reparti, al personale, il blocco del turnover con medici, infermieri, operatori sanitari andati in pensione mai rimpiazzati. La richiesta unanime è stata quella di sollecitare la classe politica calabrese ad adoperarsi per far rivedere la decisione del governo e non includere la Calabria nelle zone rosse. Hanno fallito in tutto, non ci rappresentano più. Siamo stanchi, basta! E cittadini in piazza anche a Reggio Calabria. Reggio Calabria non ci sta, la zona rossa in Calabria è inaccettabile e così sono scesi in piazza cittadini, partite IVA, esercenti. Cosa hanno fatto i commissari nominati? 8 mesi hanno dormito per la Calabria! Hanno dormito 8 mesi per la Calabria! Questi fannulloni! Dovete andare via dal governo! Fannulloni! I miei figli muoiono di fame! Maledetto! Maledetto! Che hanno cambiato la Calabria! La regione è stata chiusa per Covid! Libertà! 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 Governo targato Movimento 5 Stelle, che è da 3 anni che governa, prima con la destra, adesso con la sinistra, non è stato in grado di risolvere i problemi della Calabria e della sanità, perciò deve andare via al più presto, devono dimettersi. La magistratura che fa? Il governo 5 Stelle non è adatto per governare. E a Reggio Calabria, Consiglio Comunale proprio per discutere del DPCM che ha dichiarato la Calabria zona rossa. Questa mattina si è riunito il Consiglio Comunale per discutere dell'emergenza Covid e della decisione del Governo di commissariare per altri 3 anni la sanità calabrese. La discussione ha chiaramente messo in evidenza diversità di metodo, di approccio alle tematiche e anche i distinguo della situazione che nel tempo ha portato al risultato di oggi, cioè che la zona rossa viene decisa non tanto per la percentuale dei contagi quanto per la inadeguatezza della rete ospedaliera regionale. Una tremenda realtà che il civico consesso ha sostanzialmente accettato, ma contro la quale si vuole agire. Intanto dalla minoranza è arrivata chiara la richiesta di ricorrere contro il DPCM, coinvolgendo però tutte le forze politiche, sociali e sindacali. Dalla maggioranza, sebbene sia stato sottolineato che a ricorrere nella fattispecie potrà essere solo la Regione, è stata evidente la disponibilità a discutere con Roma. Un consigliere comunale Castorina ha detto: non mi piace la decisione del governo, ma sulla base di elementi solidi e chiari. Incidente stradale la notte scorsa a Castrovillari, coinvolte 3 auto, 5 feriti. Brutto incidente questa notte nella parte nord di Castrovillari su via dei Moranesi. 3 auto, per cause da accertare, sono state protagoniste del sinistro. 6 le persone coinvolte. Per una di loro, un uomo di 41 anni, si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. 5 i feriti, tutti giovanissimi, trasportati presso l'ospedale di Castrovillari. Non sono gravi, ma nelle prossime ore i sanitari scioglieranno la prognosi. Non è chiara ancora la dinamica. Sembrerebbe che una delle macchine, girandosi su se stessa, abbia poi provocato il frontale con la macchina che veniva in senso contrario. Le auto coinvolte, una BMW, una Volkswagen, un Alfa Romeo 150.
59. È qui che si trovava l'uomo che è stato trasferito a Cosenza durante la notte. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 con 3 ambulanze, si è reso necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco di Castrovillari per liberare il 41enne dalle lamiere dell'auto e mettere in sicurezza l'intera zona. Il gruppo radiomobile dei Carabinieri di Castrovillari, agli ordini del maggiore Giovanni Caruso, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro, gli uomini della Polizia Stradale e l'Eurocentro di Giovanni Stabile, che ha provveduto a rimuovere i mezzi dalla strada e a pulire il manto stradale. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura debole per le borse europee. L'attenzione degli operatori resta oltreoceano con la corsa alla Casa Bianca che ormai è allo scatto finale. Joe Biden è vicino alla vittoria, ma Donald Trump ha minacciato ricorsi legali. Nel frattempo la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse e il proprio programma di acquisti di asset, impegnandosi a fare di più se fosse necessario e ribadendo la necessità di maggiori stimoli monetari e fiscali. Nel frattempo l'attenzione è anche sulla seconda andata della pandemia di Covid-19, con gli Stati Uniti che sono diventati il primo paese al mondo a superare i 100.000 casi giornalieri. In questo clima di incertezza il FTSE MIB di Milano termina in flessione dello 0,3%, resiste poco sopra la parità il FTSE 100 di Londra più 0,1%, in rosso invece il CAC 40 di Parigi a meno 0,5%, il DAX di Francoforte a meno 0,7% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,8%. A Wall Street hanno annullato le precedenti perdite il Dow Jones e l'S&P 500 che viaggiano sulla parità e il Nasdaq che perde lo 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,189 e il cambio tra il biglietto verde e lo yen scende a 103,4. Tra le materie prime perdono terreno le quotazioni del greggio con il Brent a meno 3,1% a $39,7 e il VTI a meno 3,6% a $37,4. Sull'obbligazionario il BTP Bund è in lieve calo a 127 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,65%. Tornando a Piazza Affari, il focus resta sulle trimestrali con acquisti su Inuit a più 4% dopo i risultati all'aggiornamento del piano al 2023. Bene anche Nexi a più 2,4%, mentre in coda al FTSE MIB troviamo Leonardo che perde il 7,2% dopo la trimestrale, male anche Unipol che chiude a meno 3,55%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Persiste un regime di alta pressione sul Mediterraneo che favorirà condizioni di tempo stabili anche nei prossimi giorni. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti sui monti, dove non si escludono brevi ed isolati piovigini nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo con valori che si riporteranno in media. Passiamo a mari e venti. Domani calmo al più poco mosso il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.